dei 20 anni a Jesolo, stamane l'incontro tra il sindaco di Musillo e le famiglie delle 4 vittime per gli ultimi dettagli del funerale, attesi migliaia giovedì alle 10 nel campo sportivo. Speriamo che venga anche chi ha tentato di salvare i nostri ragazzi, dicono i familiari. Il desiderio di Giorgia, l'unica sopravvissuta, è in procinto di lasciare l'ospedale, partecipare al funerale per salutare il fidanzato Riccardo, morto nella tragedia. Incredibile incidente a Passo Valparola, mezzo pesante con rimorchio perde il carico di tronchi durante un sorpasso, 36enne ciclista travolto è vivo per miracolo. Operaio vicentino di 57 anni muore travolto da una trave d'acciaio in un'azienda metalmeccanica di Valdagno, immediato l'allarme da parte dei colleghi, troppo gravi però le ferite. Consiglio regionale straordinario chiesto dalle opposizioni sulla pedemontana dopo l'ultima inchiesta sulla galleria di Malo. Zaia, fiducia nella magistratura, abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo fare. Autonomia, venerdì nuovo incontro a Roma, le posizioni di Lega e Movimento 5 Stelle restano distanti, intanto tra i pentastellati veneti serpeggia il malumore, ieri sera Ring e consigliere regionale Scarabella, sentire le parole di Di Maio fa male. Commerciante padovano perde il borsello con all'interno 12.000 euro in contanti, un 67enne veneziano seguito dalla Caritas per il suo stato di indigenza glielo restituisce. Edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque in primo piano torniamo sulla strage dei ragazzi di sabato notte a Jesolo. Questa mattina in municipio, come vi avevamo anticipato anche ieri, a Musile di Piave, la riunione operativa alla presenza dei genitori dei 4 ragazzi morti sabato notte. Momenti davvero difficili da affrontare in attesa dell'ultimo addio in programma giovedì mattina alle 10 agli impianti sportivi di Musile. Sono state scale particolarmente dure da salire, quelle del municipio di Musile di Piave, per i genitori e i parenti dei 4 ragazzi morti nel tragico incidente di sabato sera sulla Jesolana. Il tricolore a mezz'asta li ha attesi oggi alle 11 per la riunione operativa in vista dei funerali di giovedì mattina. Convocati dal sindaco Silvia Susanna anche il comandante dei carabinieri e un referente dei vigili del fuoco per l'incontro alla presenza del parroco don Flavio Zacchin. Volti segnati dal dolore, misto ancora l'incredulità per quel tragico destino che ha unito i 4 giovani e che li vedrà insieme nell'ultimo saluto stabilito definitivamente oggi in comune. Un incontro lungo, alternato a momenti di pausa per cercare di contenere l'angoscia dei genitori chiamati a decidere i particolari del funerale dei loro ragazzi, di quei 22enni appena approdati all'età adulta e già falciati dalla morte. Con loro anche Paolo Di Ral, che sta seguendo giorno e notte la figlia Giorgia, l'unica sopravvissuta, che ha già espresso il desiderio di essere presente all'ultimo saluto al fidanzato Riccardo Laugeni e agli amici Eleonora Frasson, Leonardo Girardi e Giovanni Mattiuzzo. Cortesi ma decisi, tutti i familiari hanno deciso di non rilasciare ulteriori dichiarazioni, delegando al sindaco il compito di dare le indicazioni a quanti vorranno partecipare alle esequie. Il funerale è alle 10 di giovedì presso gli impianti sportivi. Ci saranno 2 accessi, uno riservato per i familiari e le autorità e uno invece per gli amici, per il pubblico che vorrà essere presente. Ci sarà comunque molto personale che aiuterà le persone a trovare la giusta via e ci saranno anche le indicazioni per i parcheggi e per come muoversi poi all'interno della struttura. I ragazzi partiranno da Jesolo alle 9:30 e quindi saranno qua indicativamente per le 10, forse qualche minuto prima. Prevista una giornata calda, a pieno sole, e per questo si stanno predisponendo ombrelloni e coperture per le migliaia di persone presenti alla cerimonia, con una parte dedicata agli amici e conoscenti dei 4 ragazzi. Ci sarà la cerimonia religiosa e poi un momento lasciato agli amici per degli interventi delle associazioni sportive per gli amici. Poi solo i familiari stretti o comunque le persone che i familiari intenderanno indicarci potranno proseguire per il cimitero. Un addio alla presenza del governatore Luca Zaia a testimoniare quanto questa vicenda abbia toccato i veneti. Un addio dove ognuno potrà compatibilmente con i tempi portare un fiore, lasciare un pensiero per i 4 ragazzi in una cerimonia dove i familiari sperano di incontrare anche i 2 ragazzi albanesi che si sono gettati nel canale pur di tentare di salvare quelle vite.
E giovedì a Musile ci sarà anche la dirigenza e i colleghi dell'outlet di Noventa di Piave, dove lavoravano 2 dei 4 amici deceduti sabato notte. Per consentire a tutti di partecipare alle esequie, l'apertura del centro sarà posticipata alle 11 con la messa a disposizione di tutti coloro che lo vorranno dei bus di collegamento dall'outlet allo stadio di Musile. Intanto domani in una sala della direzione del centro ci sarà uno striscione dove il personale dei negozi potrà porre una propria firma o scrivere un pensiero di ricordo. Da ieri e fino al termine dei funerali gli altoparlanti del centro non diffondono musica e rimangono spenti i giochi d'acqua delle fontane. Nei prossimi giorni poi sarà piantato nel centro un albero in memoria di queste vite finite troppo presto. Ci spostiamo adesso nel Bellunese, dove si è rischiata la tragedia nelle prime ore del pomeriggio al passo Valparola davanti al Museo della Guerra di Cortina. Un trattore con rimorchio che trasportava legname, pare durante una manovra di sorpasso, ha perso il carico di tronchi che hanno travolto un ciclista. L'uomo, 36 anni, originario di Modena, è stato soccorso dagli uomini dell'esercito tedesco presenti in zona per esercitazioni e successivamente dall'elicottero del SUEM, che lo ha trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Belluno. Lì fortunatamente i traumi riscontrati sono stati giudicati guaribili in una quindicina di giorni. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Cortina e quelli di Belluno, intervenuti con l'autogru per la rimozione del legname. I rilievi invece sono stati eseguiti dai carabinieri di Cortina, che hanno raccolto ogni elemento utile a ricostruire la dinamica dell'incidente. E a proposito di incidenti sulle strade, l'appello della polizia stradale a chi si mette alla guida, soprattutto un appello ai giovani. Massima prudenza, anche una guida protettiva, cioè prevedere anche gli errori degli altri, questo è molto importante. Cioè cosa significa? Vedere chi ci anticipa e chi ci segue, controllare bene gli specchietti sia laterali che quello posteriore, tenere una destra rigorosa, perché alcuni incidenti si sono verificati per errata posizione sulla carreggiata. Se un automobilista vede un'altra auto che sfreccia a velocità eccessiva, fa manovre azzardate eccetera, è giusto segnalare, chiamare, avvisarli? È sempre giusto segnalare i numeri di pubblica utilità 112-113 sicuramente, però ripeto, anche guida protettiva, non entrare mai in competizione, lasciarsi superare se vediamo qualche guidatore aggressivo alle nostre spalle, quindi non entrare in competizione, molta tranquillità, serenità e guida protettiva, come dicevo. Fermarsi, dare una mano, insomma, qual è un po' la condotta giusta per un automobilista? Sì, sicuramente un principio di solidarietà generale, ma che è previsto e imposto anche dal codice, quindi fermarsi, prestare assistenza anche se non si è direttamente coinvolti. Se si è direttamente coinvolti le responsabilità penali sono molto importanti, ma anche se si è semplicemente terzi, sicuramente come minimo chiamare l'ausilio come soccorso sanitario, come soccorso delle forze di polizia e mettersi a disposizione per tentare di ridurre le conseguenze di quell'incidente che si è già verificato. Incidente sul lavoro mortale in un'azienda metalmeccanica di Valdagno nel Vicentino. Maurizio Bovo, un operaio di 57 anni, è stato colpito da una trave d'acciaio che lo ha ucciso sul colpo. Ennesimo incidente mortale sul lavoro. La tragedia è avvenuta in provincia di Vicenza. La vittima è un uomo di 57 anni, Maurizio Bovo, dipendente della ditta GP Piazzon, con sede nell'area artigianale del comune di Valdagno. Secondo una prima ricostruzione dei soccorsi giunti immediatamente sul posto, chiamati dai colleghi della vittima, sarebbe stato colpito da una trave d'acciaio mentre era in movimento con un macchinario. Il mezzo è stato posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria per capire cosa sia avvenuto all'interno dell'azienda e che ha provocato la morte dell'uomo. Dalle testimonianze raccolte dai carabinieri, che hanno ascoltato i compagni di lavoro presenti e che hanno visto per ultimi l'uomo in vita, la trave di acciaio lo avrebbe colpito al torace, provocandone lo schiacciamento delle vertebre. Inutile l'arrivo del SUEM, che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Le indagini sono state affidate ai militari dell'Arma e ai tecnici dello Spisal. Bisognerà capire come la trave abbia ucciso Maurizio. Diverse le ipotesi. Fatale potrebbe essere stata un'azzardata manovra del carrello che reggeva il pesante pezzo di acciaio, ma non si esclude anche una distrazione da parte dell'operaio.
tutte ipotesi al momento che sono al vaglio degli inquirenti e che dovranno stabilire cosa è accaduto all'interno dell'azienda metalmeccanica. Desta inquietudine infine come la famiglia ha appreso la morte del povero Maurizio. La notizia è cominciata a circolare sui social network prima ancora che i soccorsi informassero i parenti. La politica, il Consiglio regionale del Veneto nella seduta straordinaria di questo pomeriggio ha approvato all'unanimità la mozione Superstrada Pedemontana Veneta. La Regione Veneto esegua immediatamente verifiche straordinarie sull'esecuzione e sui materiali utilizzati nelle opere in cemento armato lungo l'intero tracciato a tutela della sicurezza dei lavoratori, dei cittadini futuri utenti dell'opera e dei livelli occupazionali. Di Pedemontana aveva parlato questa mattina a Padova il governatore del Veneto Zaia, che ha parlato anche di autonomia e del vertice in programma venerdì a Roma. Il premier Giuseppe Conte tenterà di ricucire lo strappo della scorsa settimana tra ministri pentastellati e leghisti nel nuovo vertice sull'autonomia convocato per venerdì alle 13. Il rischio però più che concreto è che anche questa volta, l'ennesima, si concluda tutto in un nulla di fatto. Il Movimento 5 Stelle infatti non molla e resta fermo sulla propria posizione imponendo i suoi paletti. Qualche giorno fa il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il pentastellato Stefano Buffagni, aveva dichiarato: secondo me il Veneto ha fatto delle richieste sovradimensionate rispetto alla realtà e alla fattibilità. Sulla stessa linea il ministro per il Mezzogiorno Barbara Lezzi, che stamane ha detto secondo il dettato costituzionale le proposte di autonomia differenziata di Lombardia e Veneto sono impraticabili, posizioni alle quali il governatore Zaia replica così: chi dice ste robe non ha mai studiato, del resto io a scuola avevo dei compagni di classe che leggevano il Bignami, li trovo ancora in giro adesso che sono da Bignami. Intanto sul tema è intervenuto anche il Presidente della Camera Roberto Fico. Solo il Parlamento può decidere, dice, sarà inflessibile, dovrà passare tutto in un percorso serio. Venerdì sarà una giornata ulteriormente importante, sottolinea Zaia, per la partita sull'autonomia che ormai è diventato come un conclave. A forza di fumate nere ne vedremo una di bianca prima o poi si tratterà di decidere se si firma o no. Però in questo momento vedo di buon grado il fatto che il Presidente del Consiglio abbia avvocato a sé la pratica. Mi fa dire ai Veneti che quello che era un'utopia 2 anni fa, oggi è agenda del Governo e centrale nella discussione in questo Paese. Il Governatore ha parlato di autonomia a Padova, dove ha presentato l'azienda zero nel pomeriggio, poi è tornato in Regione per il Consiglio straordinario sulla Pedemontana, convocato dopo l'ordinanza di 10 giorni fa della Procura della Repubblica di Vicenza per il sequestro del cantiere della Galleria di Malo. Da più parti si era chiesta una presa di posizione della Regione e dello stesso Zaia. Abbiamo fiducia nella Procura, ha spiegato il Governatore, abbiamo 94 chilometri di strada che stanno procedendo verso l'obiettivo del 2020, resteranno sospesi solo i 7 chilometri di Galleria di Malo. Abbiamo fatto quello che bisognava sempre fare, però quando leggo che qualcuno dice che devo costituirmi parte civile, molto probabilmente qualcuno deve andare a studiarsi la giurisprudenza. Perché dice questo? Perché la costituzione di parte civile è una roba che non c'entra niente con la parte offesa. Noi possiamo costituirci come parte offesa, che è un'altra roba. Intanto sul tema autonomia, proprio tra i pentastellati veneti serpeggia il malumore, fanno discutere le dure parole di ieri sera a Ring di un pentastellato, il consigliere regionale Simone Scarabella, nei confronti del leader Di Maio. Certe cose fanno più male a me ascoltarle che a loro, perché loro possono dire... Cioè sentire Di Maio e dice mi fa male. Sì, perché è un conto che lo sentano loro e lo criticano a destra e a sinistra. Quando lo sento io dico ma chi è che ti dice ste robe? Ma veramente, ma cambia consigliere, cioè vieni qua, fatti 15 giorni di ferie qua in Veneto prima di parlare un'altra volta sull'autonomia. Con voi? Sì, con noi. Allora Scarabella, posto di avermi già garantito uno degli estratti per i telegiornali di domani, perché comunque è una notizia che insomma, un grillino di questa regione dica una cosa così forte comunque sul proprio leader. Ma lui è onesto intellettualmente. È onesto intellettualmente. Cioè, io prima di essere del Movimento 5 Stelle sono veneto, cioè nel senso, quindi più che altro è non sentire un vero ragionamento dietro, cioè, sembra che non si sia capito cosa significa per noi il tema dell'autonomia.
Cioè, quelle cifre, quel referendum, cioè, il nostro pilastro cardine è sempre stata la democrazia diretta. Più democrazia diretta di un referendum credo che non ci sia. Ok, poi i ragionamenti sui dettagli, non può essere una secessione, ma è impossibile che sia una secessione, cioè il percorso è dettato dalla Costituzione, tutto quanto. Lo stato delle cose in Italia adesso non dipende dall'autonomia. Quando uno mi dice l'aspettativa di vita non la decide l'autonomia ad oggi, cioè se c'è più aspettativa di vita in Veneto rispetto alla Calabria, non dipende dall'autonomia, perché ad oggi l'autonomia non c'è, dipende da come vengono amministrati i soldi. Nuova udienza oggi in aula bunker a Mestre del processo BPV, parla uno dei grandi accusatori, Maurizio Dallagrana. Il CDA dice non poteva non sapere. C'è stato un problema tecnico, siamo ora in grado di mostrarvi il servizio su questa nuova udienza del processo BPV a Mestre. Allora, proseguiamo con il telegiornale. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato a larga maggioranza con un solo astenuto la proposta di piano triennale di massima 2019-2021 di iniziative e di interventi nel settore dell'immigrazione. I principi che hanno guidato lo sviluppo del presente atto programmatico, spiega Alberto Villanova, presidente della Sesta Commissione, sono l'integrazione, un processo complesso che coinvolge aspetti di tipo culturale e sociale sia di chi deve essere integrato sia di chi deve accogliere nel proprio contesto sociale. I percorsi di inserimento socio-economico e di inclusione sociale, l'integrazione che richiede la sensibilizzazione della popolazione locale e deve essere basata sui contesti territoriali e sociali ed integrata nel welfare esistente. E ancora l'inclusione sociale che deve passare attraverso un percorso di informazione e conoscenza del contesto culturale e sociale di inserimento da parte dei cittadini stranieri. E continuiamo con la politica, perché fa discutere la circolare inviata ai prefetti di tutta Italia dal ministro Salvini per chiedere un censimento dei campi rom abusivi, così da predisporre lo sgombero. Per i destinatari del provvedimento si tratta dell'ennesimo accanimento nei loro confronti. Io penso che ormai il nostro signor ministro stia sputando le ultime cartucce che ha nella sua fodera. L'unica cartuccia che gli rimane è quella dei rom sinti italiani. Per Davis Maior, delegato per Treviso dell'Associazione Nazionale Rom, non sarebbe altro che questo, l'azione intrapresa dal Ministro dell'Interno che con una circolare ai prefetti chiede che entro 2 settimane venga inviata da ciascuna provincia una relazione sulla presenza di insediamenti rom, sinti e camminanti, così da avere un quadro chiaro sui campi abusivi per predisporre un piano di sgomberi. Ma per i rom è l'ennesimo accanimento. Noi siamo illegali già quando nasciamo, viviamo nelle roulotte, abbiamo le tende, abbiamo le capanne, noi siamo per loro, siamo già illegali. Anche se noi ci comporteremo bene, loro dicono, beh, ma finché siete su questa realtà qua, voi siete sempre di birichini. Mio nonno era quello che portava la felicità nei paesi, perché portava le giostre, le portava a Treviso, le portava a Conegliano, le portava a Udine. Lui portava la felicità. Oggigiorno, per la propaganda fatta di certi partiti, per non ritornare sempre alle stesse cose, ecco, solo vogliamo questo, la gente ti guarda con degli occhietti come dire, ecco, sono arrivati, ma speriamo che non ci rubano in casa, speriamo che non ci rubano di qua. Cioè, non si deve fare quelle cose lì. Nel 2017, dice Maior, c'era già stato un censimento che andava però nella direzione dell'inclusione sociale delle persone tolte dagli accampamenti. Ora dice non è più così. Non è peggio vederli per le strade che vivono in mezzo ai topi, vivono in mezzo alle sporcizie. Cioè, invece di includerli, li volete vedere per le strade. Era meglio regolarizzare con delle leggi extra questi campi, metterli a norma, seguire i ragazzi, dargli possibilità lavorativa, metterli nelle istituzioni comunali, portarli per un percorso di vita e gestire la vita insieme a loro, secondo me. Ma tra la gente in molti sono d'accordo con il provvedimento. Perché bisogna sapere chi c'è in Italia, nome, cognome, indirizzo e anche il numero di telefono come hanno il mio. È giusto avere anche loro. Un censimento è sempre giusto perché dà l'idea della densità della popolazione, di quante persone ci sono e tutto quanto. Giusto, è giusto.
Un censimento dei campi Rom ben venga, questa almeno sembra essere la posizione di una parte dell'opinione pubblica che vede nella ricognizione ordinata dal ministro Salvini un provvedimento finalizzato alla conoscenza ed alla riaffermazione della legalità. Censire la tipologia degli insediamenti di Rom sinti camminanti, le loro condizioni, la presenza di minori e altri dati non è poi diverso, secondo il comune sentire, dai consueti censimenti della popolazione. Noi siamo censiti? Sappiamo dove abitiamo? Abbiamo una casa? Ok, loro chi sono? Possono rubare, possono fare, ma non sappa chi sia. Cioè, io non sono, cioè, non è che voglio contro di loro. Sì, campi Rom di tutto, no? Qua non so io, adesso viene dentro di tutto qua. Noi andiamo via fra poco. Se noi siamo controllati, tutta l'Italia deve essere controllata, tutta. Anche se in questo caso la relazione chiesta ai prefetti è volta a predisporre un piano di sgomberi. Occorre quindi fare attenzione, avverte qualcuno. Ma senza discriminazione, solo perché se vogliono essere italiani fanno come gli italiani. Siccome però suppongo che Salvini lo faccia a scopi, diciamo così, di epurazione razziale, se non lo faceva era meglio. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta, sfiora i 34 milioni di euro l'ammontare dei contributi erogati dalla Regione alle imprese della montagna veneta per la riqualificazione delle strutture ricettive, un piano strategico così non si era mai visto, dice l'assessore Canera, che a Belluno ha parlato anche del prolungamento della A27. Dal dopoguerra in poi io penso che non si sia mai visto un intervento strategico e anche finanziario come questo. Dal 2016 ad oggi, quindi in 4 anni, stiamo parlando di circa 34 milioni di euro per la montagna veneta, di cui gran parte, oltre 22 milioni, per la provincia di Belluno. Il più grande piano di investimenti per la montagna veneta ha soddisfatto la quasi totalità delle imprese che hanno avuto accesso ai bandi finanziati dall'Unione Europea e dalla Regione, un segnale di attenzione a fronte di una doppia scommessa vinta, quella dei mondiali di sci prima e delle Olimpiadi invernali poi. Per le 287 strutture ricettive, 177 delle quali nel bellunese, si tratta di 34 milioni di contributi che movimenteranno oltre 100 milioni di investimenti. Significa cantieri aperti nei nostri paesi, non solo a Cortina, ma in tutto il bellunese e in tutta la montagna veneta. E questo è positivo in ottica dei mondiali 2021, ma soprattutto delle Olimpiadi 2026. Il boom delle domande a ridosso dell'assegnazione delle Olimpiadi, quando le garanzie fornite dalla Regione sulla disponibilità delle camere richieste dal CIO per la famiglia olimpica hanno rassicurato gli albergatori, la cui risposta è stata positiva e massiccia. Segnale di una crescita di mentalità che è mancata in passato, ha detto Caner, che a Belluno ha commentato anche l'ipotesi di prolungamento della A27 proprio nell'ottica dei Giochi 2026. Il turismo potrà avvantaggiarsi del progetto auspicato dalle categorie economiche di prolungamento della A27 sempre nell'ottica delle Olimpiadi? Ma noi lo auspichiamo perché riteniamo che un passaggio soltanto, che è quello del Brennero, dal nord alla nostra montagna, alla nostra pianura, sia insufficiente, e quindi la possibilità di avere un altro valico significa molto, non solo per le aree montane ma anche per le aree di pianura, per la costa veneta, per Venezia stessa, sia dal punto di vista turistico ma anche dal punto di vista dei flussi commerciali. E adesso una notizia a lieto fine che arriva tra Treviso e Venezia. Storia di incredibile onestà a lieto fine. Un commerciante di Piove di Sacco perde un borsello con 12.000 euro in contanti e un 67enne di Chioggia lo ritrova per terra lungo la strada e lo restituisce. Il protagonista della vicenda, tra l'altro, è una persona seguita dalla Caritas per il suo stato di povertà e per questo il gesto assume ancora più importanza. Il Chioggiotto aveva trovato il marsupio a terra e l'aveva consegnato senza pensarci un attimo e senza nemmeno aprirlo a un amico che gestisce una pescheria lì nei pressi. Dopo 2 giorni, senza che nessuno lo reclamasse, il commerciante l'ha consegnato al commissariato di Chioggia, che è risalito al proprietario, il quale ha poi elargito al 67enne una ricompensa ben superiore al 5% consigliato per legge. Circolare inviata dai prefetti e dal ministro Salvini per un censimento dei campi rom e sinti abusivi, obiettivo lo sgombero, polemiche dai destinatari del provvedimento. Stasera a 20:10 il confronto di fuoco tra il sindaco di Treviso Mario Conte e il rappresentante della comunità rom Davis Maior.
È davvero tutto, vi lascio adesso alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata. Benvenuti al Meteo. Pressione in ulteriore aumento, bel tempo dunque, ma non si esclude una certa variabilità, in particolare sui settori alpini. Vediamo dunque il dettaglio di mercoledì 17 luglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso al mattino. Dal pomeriggio però avremo qualche nube in più con qualche veloce temporale sui monti bellunesi, mentre altrove si manterrà in genere stabile. Temperature in lieve aumento con minime tra 15 e 21 gradi, massime oscillanti invece tra 27 e 32 gradi circa. Tanto sole anche sul Friuli Venezia Giulia, al mattino il cielo risulterà infatti poco nuvoloso, poi saranno possibili dei piovaschi sui rilievi alpini, sempre buono invece sul resto della regione. Temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime oscillanti tra i 25 e i 30 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove il sole sarà protagonista, specie al mattino. Col passare delle ore invece saranno possibili occasionali acquazzoni un po' su tutta la regione, localmente anche intensi. Temperature minime tra 16 e 17 gradi, massime sui 31 gradi. Bene, dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.